Ci sono i direttori degli uffici postali di Sedico, Luca Senatore, 56 anni, di Belluno, e di Vas Sette Ville, Sara Zanivan, 52 anni, di Feltre, nell'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sulla vendita di dati personali estrapolati illecitamente dalle banche dati dello Stato. Entrambi sono indagati e la misura è l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Nei loro confronti è già stato emesso il decreto che impone la restituzione delle somme indebitamente percepite per la presunta monetizzazione degli accessi al sistema Punto Fisco, poco più di 9.000 euro per Senatore, 4.150 euro per Zanivan. Entrambi i funzionari sono già stati sospesi dal loro incarico. L'indagine, coordinata dalla DDA di Napoli e condotta dalla squadra mobile partenopea, ha portato a 29 misure cautelari su 85 indagati. Al centro una presunta organizzazione composta da investigatori privati, funzionari pubblici e appartenenti alle forze dell'ordine, accusati di vendere informazioni riservate a società di investigazione e recupero crediti in tutta Italia. Secondo gli investigatori, i dati venivano estratti illegalmente dalle piattaforme del Ministero dell'Interno, dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e di Poste Italiane. Le interrogazioni abusive alla banca dati SDI sarebbero state pagate fino a 25 euro ciascuna, mentre le visure INPS costavano dai 6 agli 11 euro. La Procura di Napoli parla di migliaia di accessi illeciti e di un archivio clandestino con oltre 1 milione di dati.